Partita del 2026 per il campionato di eccellenza Girone A ed è subito testa coda tra il Licata capolista e la Folgore Castelvetrano che chiude la classifica. Anche Aldino Liotta, un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Capodanno a Cran Montanà. Poi si comincia con la formazione di casa che inizia a spingere subito forte il piede sull'acceleratore alla ricerca del gol del vantaggio. Fioccano le palle gol per la squadra di Bonfatto, qui con il colpo di testa di Palmisano con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta, poi azione che si sviluppa invece sull'altro out, prova a liberare la difesa folgorina, alla fine sono proprio i padroni di casa a recuperare e a calciare con Tommy Flores, conclusione che si perde di poco fuori alla sinistra del portiere. Poi si accende il Pocio Esposito che cerca la prima giocata sulla destra, parte il suo cross, la palla che attraversa tutta l'area di rigore, infine conclusione che si perde lontano dai pali, ma è ancora la catena di destra con addirittura Pettinato che arma la corsa dell'ex giocatore del Vittoria, il quale si incune e calcia. Altro intervento da parte dell'estremo difensore della Folgore Castelvetrano, poi direttamente dalle retrovie, dal rinvio del portiere Valenti, la palla arriva proprio ad Esposito, poi il tentativo a sorvolare la traversa di pochissimo ancora da parte di Palmisano, poi calcio di punizione per la Piana, il quale prende la rincorsa, va a colpire con la conclusione a giro e pallone che sorvola la traversa. Mocchio a questa azione avvolgente della Licata sull'out di sinistra con il cross, pallone che arriva in area dove c'è tutto solo Merola, il quale colpisce di testa totalmente indisturbato, fa 1-0 per il Licata, trova un gol pesantissimo, il primo del nuovo anno, il numero 44 del Licata, che dunque sblocca il punteggio e mette finalmente in discesa la partita per la sua squadra. Poi si accende definitivamente la compagine di Lillo Bonfatto che qui colpisce una beffarda traversa, ma occhio al calcio di punizione. Sul pallone c'è il numero 10, c'è Calogero La Piana, traiettoria imprendibile per il portiere della Folgore Castelvetrano, e 2-0, esultanza a braccia aperte a voler accogliere il boato della sua gente. Un gol da numero 10, del numero 10 del Licata, che si scioglie definitivamente, va addirittura ad un passo dal terzo gol. Qui Esposito lascia a Tommy Flores, il quale non è preciso, non è freddo all'appuntamento col gol da buonissima posizione. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questo pallone che per poco non arriva ancora dalle parti di La Piana, viene anticipato dal portiere che poi nell'azione successiva commette un brutto errore in fase di disimpegno insieme ai suoi compagni. Ne approfitta il Licata che cerca di attaccare ancora sulla destra, conclusione di Arario, nel frattempo è entrato in campo al posto di Esposito, palla che sfiora il palo, poi ancora in questo caso Minacori che serve Flores, il quale se la porta sul sinistro, tenta la conclusione dalla distanza, pallone smanacciato dall'estremo difensore folgorino. Continua il tiro a bersaglio del Licata che continua ad attaccare ancora sulla destra, pallone che arriva da Arario che tenta un tentativo sporco, conclusione sporca respinta ancora dall'estremo difensore. Poi ancora il numero 11 che si diverte col pallone tra i piedi, cerca la giocata ad effetto, poi va a calciare dalla distanza. Questa volta il tiro è centrale e prevedibile per il portiere folgorino. Ancora Licata che attacca con questa giocata ancora al limite dell'area, sempre Arario che prova a liberarsi, la palla esce veramente di pochissimo. Ultimo tentativo della partita, sempre con il numero 11 a ispirare e a liberarsi per il destro, ancora una volta scoccato da fuori. Questa volta la palla non trova il bersaglio e l'ultima occasione della partita. Il Licata dopo il triplice fischio si gode il ritorno alla vittoria facile contro la Folgore Castelvetrano. Da Sportisile è tutto, alla prossima!